un Sunday night per chiudere la prima giornata di campionato al Pala Carrara. C'è Pistoia-Napoli, gara subito delicata per entrambe. Diventa la possibilità di giocare 1 contro 1. Copland la prende, tutto il tempo di prendere la mira, non un grande ritmo a rimpalzo. C'è Totè, Pasciala alimenta l'alzata di Rowa per Brajkovic, bellissima transizione, 13-10. La prima giocata di Manning è perfetta, soprattutto l'alzata. Si è aperto bene Silins e può attaccare l'area ancora. Maverick Rowan va a segnare un altro canestro. Uno contro uno di Forest che si separa con un gran movimento. Qui invece Charles Manning va fino in fondo, galleggia sul secondo passo. Forest si trova nel cuore dell'area, mette nelle mani di Della Rosa per la tripla del 40-33. Della Rosa continua il festival, terza tripla anche del capitano pistoiese che fa più 10, 46-36. Wolde Tensae risponde per il meno 8. Si apre ma non va dentro in automatico da Totè, cosa che fa invece Copland adesso. Totè contro Brajkovic che ha fisico, ma alla fine riesce anche a resistere. Il problema è che fa girare Totè esattamente dove Totè voleva girarsi. Chiude il palleggio Forest, poi Childs contro Dreyer, deve finire di mancina, sbaglia ma Brajkovic. Totè è andato in aiuto lasciando il suo diretto avversario. Arriva la schiacciata di Childs. Alla fine però la palla finisce nell'angolo opposto, esattamente quello che voleva l'attacco di Napoli. Copland può andare subito fino in fondo, Cameriere e meno 1. Eccolo Forest rinfrescato dalla pausa in panchina, se la gioca, va in fondo, si allunga, mano destra, Cameriere delicatissimo. Ora Childs si ferma, fronteggia Dresniak, lo vuole attaccare, arresto e tiro e canestro dell'80-73. Forest che adesso ha il pallone che può essere decisivo, 80 secondi da giocare. Forest va da Rowan che gliela rimette in mano, riparte Forest, crea metri di spazio, Silins da 3, dentro anche questa, 87-79. Pistoia si regala l'upset e arriva la vittoria su Napoli 88-82. È una vittoria arrivata in apnea nel finale. Well, it feels amazing, man. As you said, it's the first game of the season and it's a home game and it's
we're gonna lie if we're gonna say it's not a special, important game. You know, you don't get many first games of the season, and we're just so thankful for the fans who supported us all 40 minutes, and it just feels good right now.